Senta Antonio Di Pietro, oggi altri 3 parlamentari hanno lasciato l'Italia dei Valori, 2 deputati, Porcino e Paladini, ma anche il senatore Stefano Pedica. Insomma, è crisi per l'Italia dei Valori. Lei che cosa intende fare ora? Per corretta informazione, oggi in Parlamento una trentina di persone di tutti i partiti sono andate da una parte all'altra. Come ogni fine legislatura ci sono i soliti soggetti in cerca di autore che, non essendo riusciti nei 5 anni di legislatura a dimostrare il loro valore, per cui si devono ripresentare dagli elettori per chiedere la conferma, vanno appunto in cerca d'autore da qualche altra parte. Oggi una trentina, domani una ventina. Io dico che è la selezione naturale della specie politica. Ci auguriamo che la prossima legislatura possa esserci una legge elettorale che dia la possibilità ai cittadini di scegliere chi mandare in Parlamento e soprattutto chi mandare a casa. E noi dell'Italia dei Valori vogliamo cioè che ripartire da una legge elettorale che non dia più in mano solo ai segretari politici la scelta dei candidati, perché o può capitare che sbaglia, come abbiamo sbagliato tante volte, o può capitare che addirittura qualcuno si va a comprare o a vendere il posto non di lavoro ma di Parlamento.